Se come me siete appassionati di posti spettacolari, seguitemi. L'itinerario di oggi ci porterà a scoprire una cascata che secondo me è una tra le più belle del Veneto. Assieme rivivremo il percorso di una strada romana sulle tracce dell'antica Claudia Augusta con il suo glorioso passato. Poi visiteremo delle grotte dove è stato trovato uno scheletro d'orso speleo vissuto più di 2 milioni di anni fa. Raggiungeremo tramite uno spettacolare sentiero antiche sorgenti dalle storie incredibili. Ora, come sempre, non c'è tempo da perdere, gambe in spalla, andiamo! Ci troviamo nel piccolo paesino di Lamon, in provincia di Belluno. Con i suoi 2800 abitanti, sorge in un altopiano alluvionale ai piedi del quale già si trova il primo grande spettacolo. Ancora prima di iniziare il sentiero, se arrivate in auto, fermatevi all'altezza del Ponte Serra, dove la cascata Cismon scende sfiorando la diga costruita nel 1909. Questo fu uno tra i primi impianti elettrici dell'intera zona, ma per me è puramente un grande spettacolo, tutto davvero da ammirare. Qui solitamente si vede solo la piccola cascata di destra, ma quando il fiume è in piena, tutto magicamente raddoppia. L'itinerario che ho percorso inizia da via Cui a Lamon e in questo bivio ho girato a sinistra seguendo le indicazioni per Ponte Romano. È il sentiero T18. Eccoci, ci troviamo sopra ad un ponte romano. È una testimonianza di un'antica strada che passava proprio di qui. Era la via Claudia Augusta, risalente appunto all'impero romano. Era una via di comunicazione importantissima all'epoca. Collegava la bassa pianura padana per poi inerpicarsi sulle Alpi ed arrivare in Germania a contatto con i Cimbri. Da lì proseguiva fino alle rive del lontano Danubio. Una tra le tante testimonianze lasciate a Lamon è il dialetto del posto, con alcune parole derivanti appunto dal cimbro. Si dice infatti che la parlata dei pastori di un tempo derivasse dal furbesco, una lingua trasmessa da gruppi di girovaghi, ambulanti e pellegrini che, durante i loro spostamenti, hanno contribuito a conservarla e a diffonderla. Ci allontaniamo dalla Monna e da qui si gode il panorama bellissimo, davvero bellissimo. Arrivati in località Coste, lasciamo il sentiero T18 per il T13 fino al torrente Senaiga per poi arrivare alla grotta di San Donato sulle tracce dell'orso preistorico. Lo scheletro dell'orso è visibile gratuitamente nel comune di Lamon, proprio nel centro del paese. Ritrovato nella grotta della Bea, chiamata anche Grotta di San Donato, è un esemplare di orso speleo che, con un peso di quasi 1 tonnellata, poteva raggiungere un'altezza di 3,5 metri. Sì, ecco, spero davvero che non abbia lasciato alcun discendente, perché facendo questo sentiero, non lo so, però ha un certo che. Eccoci alla grotta della Bea, un'emozione unica. Mi immagino l'orso che qui andava in letargo, immagino il suo risveglio primaverile
e la natura che al tempo doveva essere molto diversa da ora. Ora siamo nella parte più bella di tutto il percorso. Siamo in località San Donato. Qui il cartello indica che il sentiero è per escursionisti ed è privo di protezioni. Credo sia necessaria molta attenzione e se lo intraprenderete ricordatevi che è necessaria una certa preparazione e le calzature antiscivolo come scarponi da montagna. La prima parte di questo emozionante sentiero è dotato di protezioni sulla sinistra. Eccoci arrivati alla prima passerella pedonale. Questo cartello indica che il passaggio è consentito ad un massimo di 4 persone contemporaneamente, distanziate 2 metri l'una dall'altra. In caso di neve, il fondo diventa molto scivoloso ed è sempre obbligatorio, per questioni di sicurezza, tenersi al corrimano. Guardate, è un'emozione unica! Guardate l'umidità di questo posto. Il muschio si è attaccato a tutte le piante. Qui è incredibile che microclima ha creato il fiume. E l'acqua vaporizzata dalle cascate nutre. Lungo tutto il sentiero non ho trovato anima viva. Questo, nel mio piccolo, mi fa sentire un esploratore. Questa viene chiamata Grotta dell'Acqua Nera. Non si è certi sull'origine del nome, anche se sicuramente l'entrata è chiaramente di rocce nere, ma l'acqua al suo interno in realtà è cristallina. A differenza di oggi, un tempo questo luogo era sempre ricco d'acqua, anche durante le siccità. In questa zona il karsismo ha generato dei lunghissimi cunicoli sotterranei e grotte collegate tra loro, le più mai state esplorate. In questa grotta dei gruppi di speleologi hanno provato che c'è un collegamento con le grotte di Castel Tesino poste a 1000 metri d'altitudine e a chilometri di distanza, mentre analizzando la sabbia qui presente, portata dalle correnti dei corsi d'acqua comunicanti, si è capito che sono collegati al gruppo di Cima d'Asta più di 30 chilometri di distanza da qui. E appena fuori dalla grotta si trova questa teleferica che serviva per portare il materiale da una parte all'altra della valle. L'acqua faceva girare questa ruota che a sua volta muoveva il cavo d'acciaio avanti e indietro. Eccoci, ci stiamo avvicinando alla cascata, sento il fragore in distanza.
Questo è l'itinerario che ho percorso. Sono partito dalla Mon, dal Ponte Romano, il sentiero è il T18, e ho passato il paesino di Piei per poi arrivare a Costa, seguendo il sentiero T13. Da lì ho voluto raggiungere e costeggiare il fiume Senaiga per poi risalire fino a Bus de la Bela, o la grotta di San Donato, per arrivare a casa dell'orso preistorico. Dall'omonimo paesino ho intrapreso l'ultima parte del sentiero che mi ha portato prima a visitare la grotta dell'Acqua Nera, per poi arrivare alla cascata del Salton lungo un itinerario che di sicuro non mi dimenticherò.